Grazie Bernhard Scholz e buongiorno a tutti. È un piacere per me tornare dopo 4 anni a incontrare questa platea di tanti giovani che sono la vera anima del meeting di Rimini. Vorrei iniziare raccontandovi una storia che ho preso in prestito dallo scrittore americano David Foster Wallace. Ci sono 2 giovani pesci che nuotano insieme e a un certo punto incontrano un pesce più anziano che va nella direzione opposta, il quale fa un cenno di saluto e dice: «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua oggi?» E i 2 pesci continuano a nuotare per un po' e infine uno dei 2 si rivolge all'altro e fa: «Ma che diavolo è l'acqua?» E ho voluto iniziare così non perché mi senta come il pesce grande e saggio che è venuto qui a farvi una lezione sul senso dell'acqua. Il punto della storia è che spesso nella vita siamo talmente prigionieri delle abitudini e delle nostre idee, della nostra educazione e dei nostri preconcetti che diventiamo quasi ciechi di fronte alla realtà che ci circonda. Non vediamo le cose più ovvie, che spesso sono anche le più importanti, e questo è stato per tanto tempo anche il male della Fiat, una delle aziende più dinamiche e innovative, con oltre un secolo di storia e tra i fondatori dell'industria dell'auto, si è ritrovata isolata e in preda della corrente. E la tragedia è che non sapeva nemmeno spiegarsene il motivo. Quando sono arrivato più di 10 anni fa ho trovato una Fiat che era imprigionata nella sua stessa mentalità, schiacciata dai problemi che si era creata da sola e per cui accampava una scusa dietro l'altra. Ciò che abbiamo fatto allora è stato spezzare un circolo vizioso alimentato dall'inerzia e dall'assenza di confronto. Abbiamo abbattuto le gerarchie aziendali per permettere alla Fiat di decidere e di muoversi in modo snello e veloce. Abbiamo introdotto nuovi principi culturali basati sul merito, sulla ricerca dell'eccellenza e sul cambiamento come spirito vitale. E come sapete, questo ha portato la Fiat a macinare un record dopo l'altro, a centrare tutti gli obiettivi economici e commerciali, fino a quando, nel 2008, con lo scoppio della grande crisi internazionale, il mondo è cambiato di nuovo. I mercati sono stati travolti, le certezze che si pensavano acquisite sono crollate, ma nel frattempo anche la Fiat si era trasformata, aveva imparato a vivere la cultura del cambiamento come una necessità e sentirsi stimolata dalle incertezze. E sapeva bene che restare fermi è la scorciatoia più sicura verso il disastro. Questo è il motivo per cui nel mezzo della peggior crisi degli ultimi 80 anni, invece che temporeggiare, come hanno fatto quasi tutti i nostri concorrenti, noi ci siamo mossi. Siamo andati negli Stati Uniti, nell'epicentro della crisi, a cercare la nostra prossima opportunità. Inutile dirvi che nonostante l'entusiasmo mediatico con cui è stata salutata la nostra alleanza, erano in pochi a credere che avrebbe funzionato. Unire un'azienda in bancarotta a un'altra che iniziava a soffrire gli effetti della crisi europea non sembrava la migliore delle idee. Ma noi ci siamo impegnati a risanare Chrysler, che in meno di 2 anni è tornata a macinare profitti, ha rinnovato completamente la sua linea di prodotti e ha ripagato tutti i prestiti ricevuti dal Tesoro americano 6 anni in anticipo. Nel 2004 la Fiat era fortemente sbilanciata verso un'area geografica. Fatturava 27 miliardi di euro, di cui il 92% erano in Europa, era un produttore di auto delle dimensioni modeste che vendeva circa 1.900.000 vetture all'anno, era un'azienda che era in profondo rosso ed era sull'orlo dell'estinzione. La Fiat che abbiamo creato in questi anni, grazie all'integrazione con Chrysler, è un gruppo che ha una presenza ampia e diversificata. Il fatturato del 2013, dell'anno scorso, è salito a 87 miliardi di euro, più che triplicato rispetto a 10 anni prima. La nostra presenza sui mercati è più equilibrata, con l'Europa e il Brasile che pesano circa il 20% ognuno e il Nord America adesso che pesa oltre la metà. L'anno scorso abbiamo venduto più di 4,4 milioni di vetture e siamo diventati il 7° costruttore mondiale, leggermente alle spalle della Ford. Il nostro obiettivo è di fare in 5 anni di Fiat Chrysler Automobiles un'azienda con un fatturato di oltre 130 miliardi di euro e un utile netto di circa 5 miliardi di euro, più di 5 volte quello dell'anno scorso. Ci siamo posti il traguardo di 7 milioni di vetture
che ci aprirà la possibilità di guadagnare almeno un'altra posizione nella classifica globale dei principali costruttori di automobili. E vi dico queste cose non per vantarci di quello che abbiamo fatto, il punto è tutto un altro. Ogni singolo risultato che siamo riusciti a raggiungere è il frutto di un nuovo modo di pensare e di guardare le cose. C'è la coscienza di chi siamo e dove ci troviamo. È un compito che noi tutti in Fiat Chrysler facciamo quasi giornalmente, senza illusioni e senza farci sconti. L'Italia, dal suo canto, ha l'urgenza, l'assoluta necessità di intervenire per colmare il divario competitivo che la separa dagli altri Stati europei. Siamo stati noi il nostro più grande nemico. Quando dico noi, intendo davvero tutti. Chi ha governato il Paese, quegli imprenditori che in un modo o nell'altro ci sono resi complici dell'inerzia. Ma il punto è proprio questo: occorre prendere coscienza della realtà se vogliamo creare nuovi termini di riferimento e di avviare nuovi comportamenti. Dobbiamo smettere di aspettare il miracolo. Non possiamo più permetterci di vivere nella perenne attesa che il sistema venga riformato. Questo è il messaggio che vorrei lanciarvi oggi. A chi tra voi si è iscritto alla scuola della rassegnazione, e sono certo che negli ultimi 40 anni qualcuno ha preso anche la laurea, vorrei dire: il futuro non dipende da nessun altro se non da noi. Per chi invece aspetta che la soluzione venga dall'alto, che le linee guida del cambiamento arrivino dalle stanze del cosiddetto potere, ho una grande notizia per voi. Temo che non succederà domani mattina. Dovete diventare voi stessi promotori di quel cambiamento che volete vedere nella società. L'idea di poter cambiare le cose rimarrà un'utopia fino a quando ciascuno di noi non deciderà di fare la propria parte. Dobbiamo alzarci ogni giorno e decidere di fare qualcosa in modo diverso da quello che abbiamo fatto finora, dal nostro lavoro come nella vita. Non aspettate che ve lo dica qualcuno, che vi arrivi una direttiva sulla scrivania o un'email sul vostro PC. Siate voi i primi a rompere gli schemi. Costruitevi un percorso, seguitelo, disegnatelo da capo ogni volta che volete. Ma iniziate oggi, iniziate subito. Accettate la sfida dell'ignoto e rischiate. Potrete sbagliare, potrete cadere, ma avrete acquisito la forza e il coraggio di rialzarvi e di cambiare di nuovo. Avrete l'esperienza per ricominciare da capo, soprattutto avrete rotto l'incantesimo dell'inerzia. L'esperienza della Fiat non è diversa. Quando abbiamo deciso di intrecciare il nostro destino con la Chrysler, un'azienda in bancarotta, ci siamo giocati tutto: credibilità, reputazione e io personalmente anche la carriera. Abbiamo rischiato di evidenziare in modo chiaro la fragilità della Fiat senza nemmeno la sicurezza di una poltrona su cui atterrare se il progetto fosse fallito. E anche in Italia, se avessimo aspettato di avere le condizioni di un sistema competitivo, non avremmo fatto assolutamente nulla. Abbiamo detto e ribadiamo di nuovo oggi che non intendiamo chiudere nessuno stabilimento in Italia, accollandoci tutti i costi di una realtà operativa in perdita. Stiamo usando la forza che abbiamo al di fuori dell'Italia per aiutare a ricostruire un ambiente competitivo moderno e tecnologico. E in questo modo potremo fare dei nostri impianti italiani una base di produzione dedicata a veicoli destinati ai mercati di tutto il mondo. A Pomigliano, in un'area che storicamente è stata etichettata come una delle più complesse dal punto di vista sociale e tra le regioni meno produttive d'Italia, abbiamo creato uno stabilimento modello, il primo a guadagnare la medaglia d'oro nel World Class Manufacturing. Vorrei farvi vedere un video. Si tratta di un filmato che abbiamo mandato in onda a febbraio negli Stati Uniti durante il Super Bowl, il più importante evento sportivo americano per promuovere la Maserati Ghibli. Per la prima volta un'automobile disegnata, progettata e costruita in Italia è stata vista da più di 110 milioni di spettatori. In fondo credo sia anche un invito al coraggio, rivolto a tutti quelli che affrontano le piccole
e le grandi difficoltà della vita che trovano dentro di sé la forza di andare avanti, di continuare a combattere e di vincere. The world is full of giants. They have always been here, lumbering in the schoolyards, limping through the alleys. We had to learn how to deal with them, how to overcome them. We were small, but fast. Remember? We were like a wind appearing out of nowhere. We knew that being clever was more important than being the biggest kid in the neighborhood. As long as we keep our heads down, as long as we work hard, trust what we feel in our guts, our hearts, then we're ready. We wait until they get sleepy, wait until they get so big they can barely move. Then we walk out of the shadows, quietly walk out of the dark, and strike. Un tizio in maglione nero che viene qui a parlarvi di fusioni, di scissioni, di turnaround, che viaggia su un aereo in giro al mondo per investire miliardi. E mi rendo conto che tutto ciò ha un alone irreale, di qualcosa in cui la maggior parte della gente fatica a identificarsi. La verità è che la mia esistenza come leader è molto più vicina alla terra e alla vita di tutti i giorni, è concreta e reale. E per questo vorrei raccontarvi 2 episodi che sono al cuore di quello che faccio. E sono anche le cose che danno il vero significato al mio ruolo e alla mia vita. Il primo esempio è una lettera scritta da una giovane ragazza di Detroit che ha fatto domanda e ha vinto una delle nostre borse di studio. Per chi non lo sa, si tratta di un programma nato nel 96 e rivolto ai figli dei nostri dipendenti nel mondo, che nel tempo ha sostenuto migliaia di giovani nei loro studi superiori e universitari. E vorrei leggervi alcuni stracci di questa lettera. Sono una ragazza di Detroit, nata e cresciuta a Detroit. La linea di montaggio mi dà da vivere. Le aule affollate sono state la mia scuola, il declino mi fa da stimolo. Nel marzo del 96, quando camminavo a malapena, mia madre ha iniziato a lavorare nello stabilimento di Chrysler a Jefferson North. Da studentessa modello che sognava la facoltà di giurisprudenza, si è ritrovata incinta e senza casa a solo 18 anni. È andata a lavorare in Chrysler per assicurare un reddito alle nostre famiglie e per offrire a me un'infanzia diversa dalla sua. Io ho frequentato la famigerata scuola pubblica di Detroit. Ho imparato presto che a Detroit i ragazzini devono avere la pelle dura e la mente assetata. Quando mi sono trasferito dall'altra parte della città ero entusiasta di poter dimenticare i giorni in cui avevo paura di seguire le lezioni perché temevo di non poter rientrare a casa in pace. Ma anche per frequentare una scuola privata in periferia c'era un prezzo da pagare. Classismo e razzismo infestavano i corridoi. Il primo giorno di scuola mi hanno chiesto se mi avessero mai sparato e se venivo dal ghetto. L'estate prima della maturità mio cugino a 14 anni fu arrestato per furto d'auto. Per me era come un fratello, io lo aiutavo a fare i compiti, lui mi ha insegnato ad andare in bici. Quando sono andato a trovarlo nell'informatorio mi disse che io ce l'avevo fatta e che per lui non c'era più speranza. Ho pianto disperatamente per settimane e poi ho deciso di fare qualcosa. Dopo un'esperienza presso l'ufficio del procuratore del distretto orientale del Michigan, ho partecipato ad un progetto per la prevenzione della violenza giovanile a Detroit e mi hanno offerto l'opportunità di fare un tirocinio presso le forze dell'ordine. Aver partecipato a quel programma ha attenuato il mio senso di colpa nei confronti di mio cugino
ed ha evitato ad altri di fare la sua stessa fine. Ora frequento la Northwestern University, ma mi preoccupo spesso del costo dei corsi e ho scelto le materie sulla base dei prezzi dei libri. Vorrei studiare legge e questa borsa di studio mi aiuterebbe a raggiungere il mio sogno. Sono di Detroit. Un'operaia coscienziosa mi ha insegnato l'importanza di avere un'istruzione e di porseli gli obiettivi. Da sola ho imparato a contare sulle mie forze, a essere tenace e determinata. Un giorno diventerò sindaco di questa città. Detroit è ciò che sono. Questa lettera che è arrivata da Detroit descrive una vita di difficoltà e di estremo disagio che purtroppo è comune a un gran numero di persone. Potrei portarvi testimonianze altrettanto significative, anche se ognuna diversa dall'altra, scritte da un ragazzo brasiliano, per esempio. In Brasile siamo impegnati da 10 anni con il progetto Árvore da Vida per spezzare il circolo della miseria e favorire lo sviluppo sociale ed economico delle comunità di Jardim Teresópolis, uno dei quartieri più poveri nei pressi del nostro stabilimento di Betim. Ad oggi oltre 20.000 bambini e adolescenti ne hanno beneficiato. Sono tutti esempi dell'impatto, piccolo o grande che sia, che il nostro gruppo può avere sulla vita delle persone che ci stanno intorno, di come noi possiamo influenzare in modo positivo le comunità in cui operiamo. Il secondo episodio che vorrei condividere con voi oggi è racchiuso in un video. È stato girato circa 3 mesi fa durante la cerimonia di inaugurazione del nostro nuovo impianto di Tipton in Indiana. Chi parla è Rich Borough, che io ho conosciuto quel giorno stesso, è il presidente della sezione locale della UAW, il sindacato americano dell'auto che è stato visto per tantissimo tempo come il nemico numero 1 delle aziende automobilistiche americane. La realtà che vedrete è ben diversa. I'd like to introduce the president of UAW Local 685, Rich Borough. del sindacato UAW, Rich Borough. Thanks, Dave. Grazie, Dave. The UAW is pleased that Chrysler Group recognizes the value of a highly skilled workforce. The commitment and dedication to building high-quality parts has led to the creation of more good-paying manufacturing jobs and an extraordinary growth in the industry that no one else has seen. UAW looks forward to working with Chrysler Group partners to continue this momentum. I also would like to thank you, Brian. Anche te, Brian. It's been a long journey. Abbiamo fatto un lungo viaggio Started assieme. working with you when we Abbiamo launched dovuto ITP2. prendere I've molte had to make a decisioni lot difficili of tough decisions, but e I got sono I got grato handed to you for sending over that per aver documentation fatto arrivare i across documenti Sergio's sulla desk scrivania di Sergio a few più times, di una as he volta, stated earlier. come lui stesso ha I ricordato appreciate qualche that. minuto fa. L'ho apprezzato. I'd also like to thank E you, vorrei Sergio. ringraziare anche lei, Sergio. Say, scary days Abbiamo we vissuto faced. giorni difficili insieme. We shut the doors to our Le porte locations. dei nostri siti produttivi erano state chiuse. My reference to that is Jerry Price. Ricordo ciò che mi raccontò Jerry Price. Jerry Price hired Jerry in Price April fu assunto 72. nell'aprile del 72 So when we went through the 79 to e 84 long gli guarantees, chiesi, I said, Jerry, quando ci fu il periodo di they shut the difficoltà dal doors? 79 all'84, chiusero le everybody out? porte, accompagnarono No, tutti Rich. all'uscita They e lui mi didn't. disse no Rich, non lo fecero. So he had me worried. Quindi quando hanno fatto walked uscire everybody out, tutti mi sono preoccupato. And I can tell you, Sergio, Ma the le devo day dire, Sergio, che I was sitting in my il office giorno and I in heard cui that seduto you nel mio had walked ufficio in sentii KTP, che lei era andato presso lo stabilimento di it's the Kokomo, day that most of us won't è un forget giorno che molti di because noi non you are dimenticheranno, our lifeline. perché lei è stata la nostra Me as a salvezza. man, Io, come uomo, come to work like vengo my a lavorare brothers and sisters do ogni every day, giorno, come fanno tutti i to do miei the best fratelli job e they sorelle, can do, per dare il meglio di noi, put out the best quality part, per produrre i prodotti and to migliori, provide a standard per living for garantire their il family. giusto tenore di vita So I alle nostre thank you for famiglie. allowing us to Quindi la keep our ringrazio dignity per averci permesso and di raise our mantenere la children nostra like we dignità wish. e Thank per you. aver permesso di far crescere i nostri figli come desideravamo. Grazie.
Credo che questi due esempi dicano che cos'è Fiat Chrysler Automobiles in modo molto più chiaro, molto più forte di quanto io non potrei mai fare. Parlano di una realtà che noi gestiamo quotidianamente, dell'importanza cruciale del rapporto umano, di milioni di rapporti umani che si alimentano ogni giorno in un'organizzazione di circa 300.000 persone. E dimostrano anche un'altra cosa, cioè che oltre a tracciare strategie e piani di crescita, la parte cosiddetta tecnica della gestione della nostra azienda, la vera priorità, la mia vera priorità è a un livello molto più umano. Preoccuparsi di questa umanità, considerarla come centrale, è ciò che ha favorito i cambiamenti più profondi. La vera forza di FCA è questa, e per quanto riguarda la mia ambizione nella vita è sempre stata e rimane molto semplice. Quando vado a dormire la notte, dovunque mi trovi, a qualunque ora sia, mi faccio una sola semplice domanda: se sono riuscito a migliorare le cose rispetto a come le ho trovate al mattino, e se ho fatto tutto il possibile per proteggere e migliorare il benessere della nostra gente. Tutto qua, ma esattamente questa semplicità di obiettivo che fa della leadership una vocazione nobile. E così a voi auguro la stessa cosa che auguro a me stesso ogni giorno, di essere in grado di rispondere sì a questa domanda il più spesso possibile nei vostri sforzi futuri. Grazie di cuore per l'invito di oggi.